col sindaco Ferro, sindaco di Taglio di Po. I primi 2 anni, come va sindaco? Cosa ha trovato? Cosa ha di progetti per il futuro per il nostro paese? Abbiamo trovato tante cose da fare perché effettivamente l'eredità della vecchia amministrazione non è stata così importante, per cui abbiamo tante cose da fare, tante ne abbiamo messe in cantiere, abbiamo già presentato un sacco di domande di contributi in regione o ad altri enti e già i primi soldi stanno arrivando. C'è un impatto molto duro per tutta l'amministrazione perché poi in questo momento il nostro comune, come tanti altri, dal punto di vista sociale presenta una situazione molto particolare, per cui persone che perdono il lavoro, persone che perdono la casa, e questo forse è stato l'aspetto più traumatico, ecco, per un sindaco magari giovane come me che si mette alla guida di un'amministrazione. Abbiamo seguito un dibattito dove si parlava di credito, di aziende artigiane in difficoltà, nella regione che cerca di muovere qualcosa. Il comune ha la possibilità anch'esso di fare qualcosa? Beh, partendo dal presupposto che le finanze del comune non sono così ricche, gli strumenti in mano all'amministrazione locale sono quelli di poter dare delle agevolazioni dal punto di vista della tassazione, delle imposte, del credito per costruire o per intraprendere un'impresa. Da un altro punto di vista oggi c'è una grande possibilità data dalla legge nazionale comunque che consente ai creditori del comune di farsi anticipare le somme direttamente dalle banche a tassi praticamente stracciati, parliamo intorno all'1-1,5%, per cui un'impresa che avanza soldi dal comune invece di aspettare i tempi biblici dell'amministrazione pubblica può farsi anticipare questi crediti da una banca. Certo che c'è stata effettivamente, faccio un po' un passo indietro, da parte delle banche un po' una stretta c'è stata, voglio dire, non è oggi così facile avere credito presso gli istituti. Il comune può in qualche modo anche qui fare valere la sua presenza sul territorio chiamando un po' i direttori delle agenzie locali in qualche modo, facendo un certo tipo di pressione. Probabilmente ancora qualche mese di congiuntura negativa ci sarà, soprattutto per le nostre aziende locali. Polesine, oasi felice in un nord-est effettivamente in difficoltà. Abbiamo degli strumenti, gli ammortizzatori che altre zone non hanno, tipo turismo, pesca, tipo un tessuto artigianale ancora florido, ciò nonostante? In effetti sì, dove il tessuto industriale e artigianale è molto più esteso, per cui le altre province del Veneto rispetto alla nostra, è chiaro che la crisi si sente di più. Qui noi possiamo intravedere le possibilità di sviluppo, ma soprattutto dal punto di vista dell'imprenditoria femminile, giovanile, per l'idea che abbiamo noi come amministrazione, oggi voglio dire, sarebbe invece il caso di cominciare ad investire nel nostro territorio, per cui giustamente il turismo, la pesca hanno secondo noi dei margini, l'artigianato stesso dei margini enormi nella nostra zona. Il rigassificatore è un'opportunità, un problema o cosa? No, sarebbe stata un'opportunità se fosse stato in qualche modo, voglio dire, i fondi che Edison ha dato fossero stati in qualche modo convogliati in maniera diversa. Oggi è vero, delle risorse sono arrivate ai comuni e noi in qualche modo cerchiamo di distribuirle alla popolazione, ma sono dei fondi minimi rispetto a quelli che si potevano avere intavolando una trattativa diversa. I prossimi 100 giorni? Abbiamo delle cose molto importanti perché adesso arriveranno delle risposte, intanto a quei finanziamenti che abbiamo chiesto in regione dovrebbero arrivare le risposte, investire ancora sulle strade, sulle opere pubbliche e soprattutto cercare di continuare come abbiamo fatto quest'estate a dare un'immagine diversa del nostro paese sia ai comuni limitrofi ma anche a tutta la popolazione regionale delle regioni vicine, per cui investire sull'immagine del nostro paese. Beh, diciamo che il mio assessorato va dall'urbanistica allo sport, al tempo libero, alla cultura. Come cultura e come tempo libero varie iniziative, però una cosa che penso sia stato un po' il fiore all'occhiello in questo momento, ce ne vantiamo come amministrazione averla portata proprio a solo un mese dalla sua approvazione regionale, è stato il piano casa. Questo perché? Perché dà possibilità a tutta la comunità di poter ampliare le loro abitazioni, di poter diciamo, agevolare di questa legge che durando solamente 2 anni, 24 mesi, noi ne abbiamo tolto solamente uno. So che molti comuni ancora non l'hanno fatto a distanza di tempo. Noi ne siamo orgogliosi e vedo che la gente ha ben recepito e sta approfittandone. In più stiamo andando avanti con il PAT e abbiamo trovato
diciamo gran parte fatto, però abbiamo fatto qualche miglioria, nel senso di accorpare alcune zone proprio per beneficiare le richieste che c'erano pervenute. Stiamo lavorando in tutti i settori. Un aggettivo per descrivere il nostro paese. Beh, gli aggettivi sono molteplici e magari dirne uno e sminuire in altri posti. Io dico solo che Taglio di Po è un paese fantastico che ha bisogno logicamente di essere spronato e ha bisogno di lavorare, e questo è l'impegno che noi stiamo prendendo. Abbiamo riscontrato che a Taglio di Po in particolare i commercianti stanno cercando di reagire a una situazione contingente particolare con attività e i suoi concittadini commercianti bar artigiani hanno una marcia in più. Sono veramente eccezionali perché stanno lavorando e proponendo, ma non solo per proporre le loro attività, ma proprio per il bene del paese, per la crescita del paese. Questo dà loro molto merito. Polesi, ne abbiamo parlato col sindaco di Oasi Felice. Potrebbe essere ancora più felice se Adria non fosse contro Portoviro contro Taglio di Po e cioè, ci fosse una sinergia tra i vari comuni? Ma io penso che oggi come oggi dobbiamo creare queste sinergie, anche perché noi abbiamo un territorio che è stupendo, che è il Delta, però a questo Delta facciamo parte in 9 comuni, perciò è un obbligo come amministratori che abbiamo di unirci e di veramente cercare di fare non campanilismo ognuno per conto suo, ma veramente di creare qualcosa. E quindi adesso è giunto il momento di accogliere con un applauso particolare, con un grande affetto, una delle regine del teatro italiano, anche abbiamo detto di una famiglia illustre, ma illustre anche perché è una grande persona. Abbiamo avuto occasione oggi di parlare con lei e conoscerete questa sera veramente una grande donna. Signori, Paola Gasman. Quindi devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità di farlo. Io non avevo nessuna intenzione di pubblicarlo, lo stavo scrivendo per i miei nipoti e per i miei figli, perché naturalmente tante cose, purtroppo molti personaggi di questa famiglia sono scomparsi anche presto, e quindi volevo che in qualche modo ne rimanesse una traccia di personalità che potessero, cioè sia i miei figli, i miei nipoti, ma anche poi la gente, perché appunto è stato pubblicato, avesse modo di conoscerci in una veste normale di vita familiare, con questo grande privilegio di essere tutti particolarmente, diciamo, dotati, o comunque loro soprattutto dediti al teatro, alla cultura, all'arte. Ecco, rivivere attraverso queste pagine il percorso di questi uomini e donne che erano dei professionisti, che erano delle persone che hanno dedicato la loro vita a un amore, a una passione, ma una passione utile, perché la cultura, e oggi bisogna dirlo, stradirlo, ripeterlo in continuazione, perché non si sa più che cos'è la cultura. La cultura non è una parolaccia, la cultura è il cibo della testa, il cibo dell'anima. Si ha bisogno del cibo, si ha bisogno delle cure, ma si ha bisogno di essere nutriti e curati anche da qualcosa che ci deriva dal sapere, dall'aprire la testa. Ecco, per loro era un fatto normale questo, perché non avrebbero mai immaginato che saremmo arrivati a questo punto in cui dobbiamo ribadire questo concetto, che lo facciamo naturalmente in maniera amichevole, perché lo sappiamo noi, perché se siete qui sicuramente non avete altro tipo di... però purtroppo quello che ci circonda ci fa dimenticare che cos'è il sapere, che non vuol dire essere famosi, quello è proprio tutta un'altra roba. Invece si confonde spesso il diventare famosi con l'essere dei seri professionisti con talento, e quello più ce n'è meglio è, però anche con piccoli talenti professionisti. Lei ha avuto in una famiglia delle montagne, un nonno materno, una mamma, un papà, queste montagne quasi invalicabili. Ma chi gliel'ha fatto fare di fare l'attrice anche lei? Cioè, da dove nasce questa voglia di confrontarsi poi? Un tempo il teatro lo facevano solo i figli d'arte, quindi io sono banale nella mia scelta, perché credo che ce ne siano pochi più di me figli d'arte.
per cui era un fatto normale. Però quello che invece in me è un po' diverso, nella mia, diciamo che mi è stato dato dalla mia famiglia, è che io non ho fatto la vita della figlia d'arte. Io sono stata cresciuta normalissimamente. Io credo che fino a parecchi anni non ho nemmeno capito o saputo che mio padre poteva essere famoso, che avevo un nonno famoso, che avevo avuto un bisnonno famoso. Questo faceva parte della normalità, perché, come ripeto, erano tutte persone convinte che sapevano del professionismo e non del divismo. Non c'è mai stato divismo nella mia famiglia. Forse il primo è stato mio padre, ma invece che salutarvi così solo a parole, con le parole di papà. Così anche lui è presente, è qui fra noi, come dicevo, senza nessun tipo di commemorazione. Lui mi ha fatto un bellissimo regalo nella vita, mi ha dedicato, come ha dedicato anche agli altri miei fratelli, una bellissima poesia che mi piace dirvi, perché così ci sentiamo più vicini a lui. E si intitola appunto A Paola. Piano piano salgo perché ho un po' di mal di schiena, ma anche con te sto in debito. La serenità che mi dai sempre e comunque, ecco il credito che forse un giorno riscuoterai. Ti bilanciavo sulla bocca un grappolo d'uva quando eri piccina, sbattevi le manine avida, inquieta. Mi piaceva quella tua breve ansietà infantile. E già l'età scorreva, già eravamo, siamo, due amici, capaci solo nella maturità di valutare a distanza i felici canonici rapporti, l'infanzia tua, la mia paternità. Il meglio che posso oggi proporti è una dolcezza senile che non pretenda troppo, la certezza che tu passi gli ostacoli serena mentre vi inciampa la mia ansia infantile. Ciao Paola, e quando sarà piena la mia vecchiaia, so quel che farai. Serenamente, come fossi mia madre, eviterai la trappola della rivincita e sulla bocca del padre sgranerai, chicco a chicco, il succo dolce dell'ultimo grappolo. Paola, grazie veramente, è una serata formidabile, emozionante. Noi la vogliamo ancora ospite qua in Delta. Lei conosce forse poco la nostra zona, io mi permetto di fare un piccolo omaggio, è un documentario che ho fatto io. Va bene, molto volentieri. Grazie. E vorremmo veramente ospite qua la signora Paola, quando dice, quando vuole, e sarà sempre nostra ospite gradita.